Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 23:02 di mercoledì 10 febbraio, edizione della notte del nostro infofriulitv.net. Avremo subito con le ultime notizie. Si è trattata di un'importante dimostrazione di maturità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, a riprova del lavoro e sensibilità della comunità regionale. Nella primissima fase iniziale della giornata si è verificato qualche minimo disagio di natura tecnica, ma poi le operazioni sono procedute speditamente in maniera regolare, arrivando a registrare la media di una prenotazione al secondo. Lo ha detto oggi il vice governatore con la delega alla salute per il Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in merito alla prima giornata di prenotazione per la fase di vaccinazione riservata agli over 80, classe 1941 compresa. Come ha spiegato Riccardi, alle ore 17 sono state 23.954 le prenotazioni che sono state registrate utilizzando il call center, le farmacie e gli sportelli dei CUP. Nel dettaglio, 3.223 persone si sono rivolte in uno dei 36 sportelli dei CUP, altre 2.639 hanno utilizzato il numero del call center, 17.828 hanno contattato una delle 310 farmacie aderenti che hanno sottoscritto l'accordo regionale e infine 264 si sono registrati in una delle 35 unità operative del sistema sanitario regionale. Alla Sissa siamo pronti a partire con la campagna vaccinale. Stiamo aspettando che la Regione ci fornisca le modalità relative che metteranno in pratica, così che il sistema universitario regionale possa tutto insieme procedere in modo unitario alla campagna stessa. Lo ha detto il direttore della Sissa, Stefano Ruffo, riferendosi all'avvio delle vaccinazioni tra il personale del mondo dell'istruzione in Regione.
Abbiamo saputo che l'Università di Trieste, la somministrazione dei vaccini comincerà sabato all'ospedale di Cattinara. Alla Sissa siamo pronti ad aderire alla campagna, ha concluso il direttore nella nota. Cambiamo argomento con la telefoto che riguarda un importante e prestigioso premio che è stato dato quest'oggi, nella mattinata odierna, nella sala consigliare del municipio di Codroipo, dove il primo cittadino, Fabio Marchetti, ha consegnato al comandante della stazione carabinieri di Codroipo, luogotenente Luca Cupin, l'encomio solenne che il comune di Codroipo ha conferito all'Arma dei Carabinieri. Il solenne riconoscimento è l'attestazione dei particolari meriti, della professionalità, della moralità e del senso del dovere con cui l'Arma dei Carabinieri ha operato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. La stazione di Codroipo, in armonia con le prerogative istituzionali, ha garantito la prossimità dell'istituzione alle esigenze del cittadino, adoperandosi sia per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia per vigilare sul rispetto delle prescrizioni in tema gestionale e emergenziale della pandemia da Covid-19. Andiamo adesso a Gorizia per un'altra iniziativa culturale in questo caso, dove praticamente c'è un rapporto diretto fra le due amministrazioni comunali, come ci fanno sapere nella nota. È stato un incontro utile e proficuo quello avvenuto in questi giorni tra l'amministrazione comunale di Gorizia e quella di Cividale del Friuli. All'incontro, in videoconferenza, ha partecipato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, insieme all'assessore alla cultura e allo sviluppo turistico Fabrizio Retti, mentre in collegamento da Cividale la prima cittadina Daniela Bernardi. Tanti gli argomenti sul tavolo legati alla collaborazione reciproca. A riguardo, ha evidenziato Ziberna, a breve chiederemo un incontro all'assessore regionale al turismo Sergio Bini per iniziare un percorso assieme a Promo Turismo FVG al fine di costruire dei pacchetti turistici che avranno scopo di far conoscere le bellezze e le eccellenze del territorio. Con Cividale, sottolinea il sindaco, abbiamo iniziato un percorso già da diverso tempo, in considerazione che la capitale europea della cultura di Nova Gorizia e Gorizia è anche promozione di tutto il territorio regionale, così come lo è per la vicina Repubblica di Slovenia. Andiamo a Pordenone. Gli oltre 100 milioni di euro che questa amministrazione ha fino ad ora investito nella sanità del Friuli occidentale già da soli spiegano quale sia l'attenzione che la regione sta dando al territorio. Lo ha detto il vicegovernatore Riccardo Riccardi nel corso del suo intervento svoltosi oggi a Pordenone nella locale sede dell'Ordine dei Medici, alla presenza del presidente del sodalizio Guido Lucchini e dei rappresentanti dell'intero Consiglio. Riccardi ha chiarito alcuni temi sottoposti alla sua attenzione su sollecitazione della platea. La sanità pordenonese è stata oggetto di due più grandi investimenti che la Regione ha compiuto in questa legislatura, con i 50 milioni destinati al completamento della struttura ospedaliera, a cui si aggiungono le risorse per l'acquisto e l'installazione della protonterapia del CRO di Aviano. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa odierna di friulitv.net. Vi diamo appuntamento come sempre domani mattina intorno alle 11 per la linea mattina e poi a seguire tutte le altre edizioni con ospiti collegati in diretta. Grazie ancora per l'ascolto, buonanotte a tutti e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei.
Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.